con Riccardi, allora è tutto bene così, ormai sembrava tutto scontato da di rigore, poi questo infortunio finale, avevi anche una presa, dico che sono abbastanza pensato, non è il massimo, e già mi avevo anche dato il massimo e hanno abbastanza equilibrato, di solito come detto tu ha deciso la partita anche il tempo di respirare già quasi iniziano la fase di riscaldamento. La favola no, Gioia no, la favola più bella, cioè il gol più bello, il gol ultimo nel finale, cioè penso non poteva esistere. Sì, è vero che è una Coppa Milano, però vincere una finale è spettacolare, soprattutto questo invece l'ha messo la partita, dopo che si vede nel partito, dopo il passaggio abbiamo superato le nostre paure. Seria. No, voglio dire una cosa, vi siete un po', a un certo punto io mi sono anche un po' rammaricato perché ho visto che vi siete un po' aggrediti l'un con l'altro come non era mai successo quest'anno, forse un po' di dava fastidio. No. Sul 2-1 anche il mister lo diceva Mr. Vecchione che eravate un po' di più, poi Capazzo è stata la perla, la dimostrazione che abbiamo superato le nostre paure, se ben ricordi queste partite per sempre perse, invece quest'anno qualcosa è cambiato. Una serata in cui le stelle non hanno brillato moltissimo. Gioia, vedi, guarda, sta con la bottiglia di champagne in mano, quella è alcolizzata. Sì, era alcolizzata. Però mi aveva promesso che non beveva, sono venuto a sapere che ha bevuto 5 bottiglie di birra prima di venire a giocare. Ha dato il peggio di sé. No, vabbè, non fa niente. Chiedo scusa a tutta la mia squadra! Ragazzi, complimenti, ci vediamo alla per la Coppa, come sempre. La Coppa, ma viene il bello. Per il ma quando stai là? Ma viene il bello. Non so se te lo sto. Ma viene il bello, ragazzi. Poi vediamo, ciao, complimenti.